libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Che consiglio daresti ai giovani? Riempitevi di cocaina, rum e mettetevi un dito in c***o, perché la pensione non la vedrete mai, stronzi. Ok, schibidi boppi. Cioè, tanti no, ma c'è un motivo. ci sono tanti motivi per insultarmi. Tanti, ma così Uno dei quali è il piacere dell'insultarmi. mi fai schifo. Ma non è, ma dai, mi fai schifo è una cosa che io sento tutti i giorni. Lo capisci che non è normale, non è normale. You said you were a big fan of Taylor Swift. Yes, I did. Yes, I am a big fan of Taylor Swift. Who's the fuck's Taylor Swift? Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Padesse in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti alla 99esima puntata dei Barbari Eleganti. Signori, puntata numero 99. Qui con voi c'è il signorino della Cattolica, detto anche Marco Rubeo in versione estiva. Abbiamo il nostro Vittorio, le donne. Mamma mia, cugino, come oggi Red con questo vestito di lino, cioè proprio mantieni l'eleganza pure con 30 gradi, cioè sono commosso. Sempre. Piuttosto si cambia la composizione quindi dell'abito. Non hai voluto optare per la polo Lacoste in stile calendiano? Assolutamente no, io odio le polo Lacoste, molto meglio quelle Ralph Lauren. Ovviamente adesso riceveremo una bellissima querela. No, si sta scherzando. Abbiamo qui con noi, è tornato a trovarci in sostituzione di Gazzola, sì. il solo, unico Emanuele in arte signor Talebano. Buonasera. Buonasera, io non so perché sono qui. Cioè, io non ce la in sostituzione di Gazzola. Sì, ma sta diventando un po' troppo... Vabbè, dai, giusto per finire la stagione, mancano 2 puntate. Ma sì, stai tranquillo, poi finisce la puntata e ti ributtiamo nello stanzino, ogni volta tranquillo. che finisce la puntata, cioè è diverso. No, invece no, arriveremo almeno alla puntata di lunedì prossimo, che sarà la puntata numero 100. Ma cugino. poi, dottor Talebano, stia tranquillo, quando sarà finita la rimettiamo nello stanzino, diremo ai nostri assistenti di portarti la consueta ciotola di riso a settimana per nutrirti. Stai tranquillo, poi quando servi ti ritiriamo fuori, vai tranquillo. Non sapevo che fosse radiocomunismo questo. No, meglio, è proprio radio confederata. Ritorniamo alla guerra civile. Ma cugino, ora che siamo alla vigilia del nostro centenario, cosa ne pensi se ti riguardi indietro? Sei soddisfatto di quello che abbiamo realizzato finora? Cioè niente di buono? Beh, è un'avventura che definire epica è spericolata. Credo che si siano toccati livelli di epicità in queste 99 puntate, probabilmente difficilmente raggiungibili da qualsiasi altro programma. Abbiamo intervistato persone che facevano reportage da Tel Aviv in piena guerra. Abbiamo intervistato delle mistress con dei cani al guinzaglio. Esatto, poi oltretutto la concorrenza ci ha anche rubato. Ci ha anche rubato. Abbiamo alternato momenti seri a momenti in cui tu ti sei tagliato i baffi in diretta radio, abbiamo stappato lo spumante allagando lo studio, abbiamo passato la storia perché abbiamo visto morire 2 papi e il cavalier Berlusconi. Oltretutto 2 papi di cui uno pure della tua guffata clamorosa della settimana prima, dove Eye of the Tiger per il Papa e combatti Benedetto XVI, settimana dopo Pam, proprio l'uccello del malaugurio. Vabbè.
E c'è da dire che comunque abbiamo attraversato la storia, perché 3 anni praticamente 2 anni fa, da fine novembre 2022 fino siamo a luglio 2025. Poi vuoi mettere comunque tutti i grandissimi interventi che sono arrivati a questa disgraziata trasmissione, soprattutto dai nostri amati radio telespettatori che invitiamo ogni volta a chiamarci per insultarci, non per fare interventi seri. E, dottore, lei da esterno, lei che praticamente è una delle pochissime persone che ha seguito quasi tutte le 99 puntate, le 98 che abbiamo fatto fino ad ora, cosa ne pensa? È stanco? Io purtroppo ho seguito 99 puntate, ho creato 3 sigle e ho dovuto anche partecipare, penso, a ormai 5-6 puntate in questi anni come ruota di scorta, e più vado avanti più sono schifato, perché eravamo partiti con altri presupposti e piano piano mi rendo conto che non avevamo una dignità prima, ma peggiora sempre di più la situazione. Quindi posso chiederlo? Cancellate questo programma. Non merita di arrivare alla puntata 100. Abbiamo già fatto troppi danni. Cosa dobbiamo fare di più per farci cancellare? Ma la cosa divertente, cugino, te lo ricordi anche tu, era fine 2022, che noi siamo partiti, ci avevano dato questo spazio in un buco di palinsesto, avevamo detto, ma sì, faremo una decina di puntate, poi arriverà il direttore, ci metterà una mano sulla spalla e ci dirà, grazie ragazzi, ci avete fatto comodo, ma adesso è il momento, vi siete divertiti, adesso è il momento di andare. Siamo ancora qua, sono cambiati i direttori, è cambiata la redazione, ma siamo comunque confermati. E non solo che confermati, ma anche diciamo stanno aumentando le responsabilità, diciamo, ricordiamolo, con il programma di giovedì dalle 3:30 alle 4:30 c'è anche il fantastico Crossroads, il programma condotto dal sottoscritto, dove si passa finalmente dell'ottima musica. È pietoso tutto ciò, cioè il fatto che addirittura, no, ma però Vittorio è una persona competente, c'è da dirlo, ma il fatto che questa trasmissione continui ad andare avanti è pietoso. Sono d'accordo. Meno male, apprezzo. Questa trasmissione è stata un bellissimo errore per questa radio, che probabilmente continuerà a commetterlo anche in futuro. Vogliono perseverare in questo errore e li lasciamo perseverare. Cugino, chi invece, cosa che non faremo noi, perché a differenza nostra c'è un uomo, una grande rockstar che si è ritirata con dignità. Era l'altro ieri, se non sbaglio, a Birmingham. Quello che non faremo noi, perché noi non capiremo quando sarà arrivato il momento di ritirarci con dignità. Ma chi l'ha capito e l'ha fatto con dignità? Il grandissimo signore delle tenebre, Ozzy Osbourne in persona, che da questa notizia che hai ottimamente preparato annuncia di aver messo in vendita il suo DNA, e io lo voglio assolutamente comprare. Cioè, meraviglioso. Io voglio arrivare ai livelli di Ozzy Osbourne, voglio arrivare in trasmissione, staccare la testa a un pipistrello vivo in diretta, oppure sniffare delle formiche direttamente. Vabbè. Diciamo che abbiamo mangiato un hamburger di grillo in diretta, tu ti sei rifiutato di mangiare l'hamburger di grillo, figurati se adesso trovi il coraggio per mangiare il pipistrello è diverso, non è un insetto, quindi... Allora, il DNA di Ozzy Osbourne venduto in lattine vuote di tè. La Liquid Death ha messo in vendita 10 lattine con tracce di saliva di Ozzy. Il motivo? Clonare in un ipotetico futuro la leggenda dell'heavy metal. Allora, ogni lattina è stata venduta a $450 e tutte sono andate esaurite in poche ore. La campagna propone ironicamente la clonazione futura di Ozzy Osbourne, quando scienza e leggi lo permetteranno, per avere ancora sulla terra la leggenda dell'heavy metal. I cloni di Osbourne potranno essere impiegati non solo nel rock, ma anche per le faccende domestiche. La campagna pubblicitaria è diventata virale, con un grande ritorno mediatico per l'azienda. Ma cugino, cos'è che tu vorresti assimilare da Ozzy? Di la verità. Cugino, il suo talento innato nel resistere a delle sostanze come l'alcol, sì, e poi... oppure altre sostanze come, insomma, stupefacenti. Sì. E il suo innato, perché non so se voi siete a corrente di questa cosa, ma la sua struttura fisica gli permette di reggere molto di più rispetto agli altri esseri umani l'alcol e le droghe, quindi lui è molto più
Sì, mi pare che abbia adatto proprio un esatto. pezzo del DNA che rispetto agli altri Anche esseri perché umani se no non si è più sviluppato potremmo, quello. non ci sarebbero altre spiegazioni per averlo ancora su questa terra a 76 anni dopo la vita meravigliosa che ha fatto, dopo aver ceduto ad ogni eccesso possibile e immaginabile in questa vita. Un po' come Vasco Rossi, diciamo. Vai a cagare, Vabbè, vai a tu probabilmente cagare, non vai. sai neanche chi è Ozzy No, Osbourne. so chi è. Allora, Frontman dei Black Sabbath, il primo. io so chi è come personaggio mediatico, perché sapete che la parte, diciamo, rock, metal, tutto quanto quello che può essere. No, ma io quello lì non sono è quello lì non è interessato. un solo cantante o un musicista, un performer. Qui stiamo parlando di divinità, perché infatti- questi 4 ragazzi con il cuore sempre giovane hanno fatto la storia della musica. Nessuna band nella storia è mai stata influente come i Black Sabbath. E l'altro ieri ci hanno salutato e li ringraziamo per questo ultimo saluto allo stadio di Birmingham. Esatto. Ma guarda, cugino, per quanto mi riguarda, io non ho la minima idea di come artista possa essere, della musica che ha fatto. Lo conosco come personaggio mediatico e lo invidio davvero tanto, perché io per prima avrei voluto pippare tutta la dose di cocaina che ha pippato lui nella sua vita. Ma non si può dire questo. Non si può. corretto. Ormai l'ho detto, cancellate il programma, ormai l'ho detto. Bene signori, andiamo con la prima canzone, ovviamente Ozzy Osbourne, una canzone a cui io tengo molto, uscita non tanti anni fa, con il featuring di Elton John, Ordinary Man. I was unprepared for fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. Don't forget me as the colors fade. When the lights go down, it's just an empty stage. Okay, yes, I've been rebellion, been higher than the blue sky. And the truth is I don't wanna die an ordinary man. I've been from and cried, don't know why I'm still alive. Yes, the truth is I don't wanna die an ordinary man. Many times I lost control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. I don't wanna say goodbye. When I do, you'll be alright. After all, I did it all for you. Don't forget me as the colors fade. When the lights go down, it's just an empty stage. Okay, yes, I've been rebellion, been higher than the blue sky. And the truth is I don't wanna die an
E rieccoci dopo Ozzy Osbourne con Ordinary Man featuring Elton John. Splendida canzone, cugino, cosa gli possiamo dire a Ozzy? Solamente grazie a lui grazie. e anche al grandissimo chitarrista Tony Iommi. Tony Iommi, assolutamente. Allora, dove andiamo? Andiamo a Mestre? Andiamo in Romania? No, iniziamo da Mestre, poi apriamo il capitolo esteri. Ok, allora andiamo con qualcosa di un po' serio. Ecco, facciamo la parte seria della puntata. Non so quanto invecchierà male questa mia frase, però ci proviamo. Mestre, provincia di Venezia, inviti ad aderire all'Islam in cassette della posta. Polemiche. La misteriosa iniziativa nel quartiere Piave, la zona tra le più multietniche della terraferma veneziana. Una lettera per fare proselitismo in favore dell'Islam è comparsa in numerose cassette della posta a Mestre, a Venezia, nel quartiere Piave, tra le più multietniche della zona, dove si vive con la convivenza con numerose comunità di lavoratori stranieri. Vorrei condividere con te come una persona può entrare in paradiso, esordisce la lettera, resa nota dal Gazzettino. Si tratta di 6 pagine fotocopiate, in italiano e in inglese, arrotolate e chiuse con un elastico. È mistero sui promotori dell'iniziativa, della quale sarebbero all'oscuro i diversi centri culturali di ispirazione musulmana, ma che ha destato stupore nei residenti, con il rischio di aumentare la sensazione di accerchiamento anche dal lato religioso. Ma cugino, questi musulmani sono diventati come i testimoni di Geova, incredibile, ora fanno pure proselitismo porta a porta, ma non mi era mai capitato di vedere una roba del genere. Più cassetta a cassetta, che porta a porta. Sì, la cassetta anche. Diciamo, c'è chi può apprezzare dai vari punti di vista. Insomma, magari puoi apprezzare il fatto che non vengano a suonarti e disturbarti mentre magari fai qualcosa di importante, ma d'altro canto può succedere, come è successo a me, che facciano il trappolone, cioè ti portano la bella ragazza per aumentare le possibilità di proselitismo. Sono presentati alla tua porta con una bella ragazza, testimoni di Geova, e tu l'hai fatto entrare credendo che questa qui cosa volesse. Ma quello che ho fatto sono cose riservate, poi le scriverò nel mio libro, quando uscirà la mia autobiografia saprete cosa è successo. Ma io, se posso suggerire, in realtà addirittura, cioè, direi di digitalizzarsi, cioè, Pure. certo, direttamente le PEC, le mail, andiamo avanti così. Se poi addirittura riusciamo ad arrivare al punto da modificare l'algoritmo di Facebook e Instagram e farti venire addirittura fuori direttamente gli annunci pubblicitari, secondo me arriviamo a un livello incredibile. Per le comunali nel sud Italia, quando ci sono le comunali nelle grandi città e ti trovi tutti i candidati sindaco che fanno i loro comizi. Ma devi apprezzare queste iniziative. Alla fine, al posto di disturbarti la domenica sera dopo che sei tornato a casa ubriaco marcio dal sabato, dovrebbero disturbarmi la domenica sera. ma perché no? Cioè, scusi, ma è un reato chiedere citofonare e dire: guardi, ma per caso lei conosce bene Elisa? No, allora guardi, le Ma già lo fanno i racconto. testimoni di Geova, se poi lo devono fare anche i musulmani, per cortesia. Ma non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. Non è che se tu sei di un'altra religione, allora per forza non puoi cambiare. Se non ci vuol dire fosse nulla. Gazzola direbbe che è un mondo al contrario. Abbiamo una... Sì, no, dicevi? Guarda, prima di prendere la chiamata, fammi dire una cosa. Già ne abbiamo abbastanza di storielle, libri inventati qui in Europa con le religioni cristiane e cattoliche. Ci mancavano solamente le storielle inventate dell'Islam. Ecco, Sì, giusto certo. per chiudere il cerchio proprio in maniera perfetta. Io guarda. rispetto molto di più le storielle inventate dell'Islam che certe cose che pensi te e i tuoi amici. Abbiamo una chiamata. Sì, buonasera ragazzi, Lisetta. Buonasera. Sono abbonata alla vostra trasmissione. Sì. Allora, ragazzi, stasera voglio parlare delle COP perché boicottano solo prodotti israeliani. Io ci metto un bel punto di domanda. Allora, ho sentito che la COP boicotta i prodotti israeliani, scelta ovviamente avvallata secondo me dai compagni italiani. Ecco, vorrei però sapere come mai viene invece comprata la frutta dall'Iran, che ammazza a manganellate in testa le ragazze che mettono male il velo, e come si sentono quelli che mangiano mele e pere che vengono da uno Stato che lapida le donne. Vorrei poi sapere, ragazzi, cosa provano quelli che fanno il pieno con petrolio proveniente dall'Arabia Saudita, che giustizia ogni anno 300 persone per decapitazione. Oppure vorrei sapere se sono presenti agrumi egiziani e cosa si prova a mangiarli, sapendo che
vengono da uno Stato che prima ha torturato per giorni interi e poi assassinato il nostro Regeni. Parliamo di computer e telefonini. Li importiamo tutti dalla Cina, comunista naturalmente, questo lo sanno tutti, che nell'89 in piazza Tiananmen ha massacrato studenti colpevoli di chiedere libertà. Ecco, tutto questo, ragazzi, va bene e nessun problema di coscienza. L'importante è non importare, secondo me, ed esclusivamente i prodotti israeliani. Ipocrisia all'ennesima potenza. Assolutamente. Ma infatti... E buona serata, ragazzi. Grazie, ma infatti, buona signora serata. Lisetta, bisogna andare a vedere solamente quei prodotti che sono di importazione israeliana. Ad esempio, c'è questo canale TikTok che fa vedere quali sono i prodotti italiani che ho importati o comunque che hanno rapporti con Israele. Io vado a prendere solamente quelli per finanziare ovviamente l'ottimo governo israeliano, israeliano. McDonald's, bere la Coca-Cola, quelle cose lì di quelle aziende che si dicono in partnership con lo Stato di Israele, e allora noi andiamo apposta per finanziarlo. Che poi posso dire, non so voi, ma io le arance dall'Egitto non le mangio onestamente. Cioè io mangio le arance italiane che arrivano di provenienza italica, o no? Lei si mangia le arance dall'Egitto? No, io mangio le arance provenienti dal Sud America fatte con lo sfruttamento per pagare meno, chiaramente. Perché è giusto che sia così. Ma guarda che anche nel Sud Italia puoi trovare gente che viene sfruttata. Però costano di più perché è il Made in Italy. È vero, costa meno la manodopera, ma il prodotto rimane sempre... Sì, il prodotto rimane sempre quello, peccato che se la manodopera costa uguale a quella che c'è in Sud America, con la differenza che devi mandare un carretto dalla Sicilia a Milano al posto di una nave, probabilmente il fatto che costi un po' di più non è solo per la qualità. Vabbè, ma dai, il Made in di Italy il Made in Italy è una favoletta, esattamente come il cristianesimo e l'Islam, che ci riporta a tornare a commentare questo articolo. Cugino, tu ancora non... cosa c'è da commentare su questo articolo? Dai, cioè, io se questi qui mi venissero a bussare di domenica sera mi incazzerei probabilmente. Ma non ti bussano, ti mettono una letterina e basta. Ma chi la vuole la loro letterina? Non la leggi e la butti come la pubblicità che ti mettono via posta. No, ma tra l'altro devo dire che negli ultimi mesi ho iniziato a trovare anche quelli dei testimoni di Geova, perché prima suonavano al citofono, poi quando a un certo punto hanno smesso di suonare al citofono e hanno iniziato a lasciare gli opuscoli, le letterine pure loro. Io li prendo e li brucio. Guarda, a me hanno smesso di citofonare i testimoni di Geova dal momento in cui sono tornato a casa alle 7 del mattino ubriaco marcio, mi hanno visto entrare, mi hanno citofonato e io ho detto: se la smetti di citofonare ti metto le mani addosso. Da lì non ho più avuto problemi. Cugino? Ma io in realtà te l'ho detto, cioè, avendo fatto il trappolone, cioè, non è che li ho mai trattati così male. Vedi? Cioè, spiegaci un po' sta storia. Cioè, si è presentata questa bella ragazza bionda. Allora, si è presentata questa... Perché di solito sono sempre in coppia. Sono in due. Una signora che conosce mia nonna, quindi non ho mai... Diciamo, non sono mai stato troppo aggressivo nel mandarla via, perché comunque una persona che conosce mia nonna, quindi non mi sembrava il caso. Ed è venuta in quest'altra occasione con questa bella ragazza. Sì. Giovane, capelli biondi, aria quella finta, un po' finta puritana, però lo sappiamo tutti, cioè, il cattolicesimo predica una finta purezza che poi non esiste. Non entriamo nei dettagli di queste cose, cugino. Comunque che trappoloni hanno fatto? Racconta. Hanno portato questa ragazza che aveva... Sì, però tu avevi capito che fossero testimoni di Geova, cioè perché grazie, li hai fatti entrare? Ma non li ho fatti entrare, li ho fatti stare alla finestra, ma non esageriamo. Fatto entrare solamente una delle due. Mamma mia. Ecco, questi intanto si stringono la mano in diretta, una scena pietosa. Io sono comunque la banalizzazione della religione, mamma mia. Non è che banalizzare la religione, è un testo che prende cose che non esistono e vuoi parlare di religione. Dai. Basta ancora questa storia che è testo che parla di cose che non esistono. Lasciamo stare, non addentriamoci in questioni teologiche. Allora, ma in realtà perché la teologia non è una scienza, molto semplicemente. La teologia è una scienza molto più importante di altre. Allora, domanda prima di andare con la seconda canzone. Signor Talebano, ma lei ha mai avuto quella irrefrenabile voglia di andare in un bosco e farsi un selfie con un orso? Sì.
E lo ha mai fatto? No. Perché no? Perché nonostante abbia veramente una vita oscena, non trovo faccia così ridere da provare un suicidio per un selfie. Cugino? Ma guarda, questa domanda cosa rispondere? Ovviamente, uno, non ho mai avuto l'irrefrenabile voglia di fare un selfie con un orso, anche perché di mio non mi faccio i selfie, quindi sarebbe... Ma se tu ti trovassi in un bosco a luna di notte, preferiresti incontrare un uomo o un orso? No, se tu alla regia dei rumori vuoi intervenire forse? Regia, qual è la tua risposta? Orso. Preferiresti trovare un orso che un uomo? 1000 volte un orso. Però non ti faresti il selfie? No. Bene. Dipende, cioè l'orso finirebbe come nel film con DiCaprio, The Revenant, dove... Non lo so, non l'ho mai visto. Dove ha un amplesso con l'orso. No, mamma mia, cugino, ma perché devi tirare fuori sempre queste cose in diretta radio? Ma che schifo! È una domanda ma io mi scuso legittima. con la redazione, ma io mi scuso con il pubblico di questa radio che vede queste cose. Io mi scuso. Al massimo con le tutte... sente ormai. Ma dai, direi di andare con la seconda canzone. A proposito di orsi, Walker, Texas Ranger, The Eye of the Ranger. In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth and wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. If you see him coming round the outskirts of town, don't you ever take him for a ride. 'Cause in the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth, wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth, wrong from right. If you see him coming around the outskirts of town, don't you ever take him for a ride. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Mamma mia, cugino, che grande eroe americano che è Chuck Norris. Ti piace? Mamma, da piccolo era il mio programma preferito, Walker Texas Ranger. Lui sì che è un vero eroe americano. Cioè noi qui abbiamo Don Matteo qui in Italia, mentre in America per Don Matteo. hanno Sai Chuck Norris che tira i calci rotanti, cioè non c'è proprio paragone. Sai che il nostro Luca Scognamiglio è un grande fan di non di Chuck Norris ma di Don Matteo. Ma perché è un troll? Perché è un troll. A te piace Don Matteo? Beh, è un uomo di cultura sicuramente, Scognamiglio. Ah, sono un uomo di cultura Don Matteo. Dai. Allora. Romania. Italiano ucciso da un orso, un altro caso, ne abbiamo parlato per i casi del Trentino.
sono successi dei casi in Trentino in cui hanno abbattuto degli orsi per questa cosa. Questa volta è successa nella splendida Romania, terra natia di tante nostre gioie. Romania, italiano ucciso da un orso, le ultime tragiche immagini. Omar Farang-Zin, 48enne italiano in vacanza in Romania, è stato tradito dalla passione per la natura, ucciso da un'orsa incontrata lungo il tragitto sui Carpazi. Le ultime tragiche immagini sui social. In pratica cosa ha fatto questo qui? Questo motociclista 48enne è andato, la regia potrebbe inquadrare giusto un secondo lo schermo, così facciamo vedere il selfie incriminato. Così facciamo vedere la selezione naturale, Esatto, con tutto il rispetto per quest'uomo, però questo è andato in Romania, si è fatto questo selfie e poi è stato aggredito. E quindi è morto e... forse abbatteranno questo orso? No, purtroppo è già stato abbattuto. Purtroppo è già stato abbattuto. Cugino, nei limiti del rispetto verso una persona che è morta, ti posso dire che essenzialmente non ne provo, cioè perché tu, per uno che si definisce un appassionato addirittura della natura, cioè dovrebbe sapere che con gli animali selvatici, soprattutto se possono arrivare a pesare 300 kg e correre 60 km orari, sarebbe buona cosa se proprio vuoi osservarli da una certa distanza di sicurezza e non avvicinarti. Per fartici un selfie. Magari. Oltretutto perché innanzitutto provoca nell'orso, gli toglie quella repulsione che ha verso l'essere umano e quel senso di paura e lo fa sempre avvicinare di più alle città e ai centri urbani, che è una cosa molto pericolosa. In secondo luogo ti dimostri che della natura non sai nulla, perché tutti gli esperti ti diranno che alla fin fine ha fatto un errore fatale lui e sei riuscito a far costare la vita a un'orsa che è stata avvicinata dall'uomo, che è stata battuta, che aveva dei piccoli, oltretutto un'altra cazzata enorme, perché la cosa che meno devi fare è avvicinarti a un animale selvatico quando questa è una madre con dei cuccioli. Quindi non è che se l'è cercata, è selezione naturale questa. Pura selezione naturale. Signor Talebano, lei è d'accordo che è selezione naturale? Banalmente posso dirti sì, perché io non capisco come una persona possa pensare innocuo, prendere in moto, fermarsi e fare un selfie con un orso. Cioè, penso che tutti quanti siamo consapevoli che qualsiasi animale, specialmente pericolosi come possono essere gli orsi, non vanno provocati. E se tu ci passi con le moto, quindi magari già fai rumore, si spaventa, con i cuccioli ti avvicini sempre di più, non puoi non pretendere che l'orso sia lì, perché non è un cane ammaestrato. Ho detto che pure un cane ammaestrato, se parte, ti sbrana. Certo. E l'abbiamo già sentite queste storie. Non voglio aprire una vicenda, ma io non sono un animalista, ma non sono contento che l'orso sia stato abbattuto, perché non era un orso pericoloso questo. Diventa pericoloso al momento in cui ha dei cuccioli e per istinto li deve proteggere perché vede avvicinarsi un pericolo. Ma perché qui non è un caso di diciamo come quello che è successo in Trentino, dove è più borderline, dove non c'è stato il tentativo di avvicinamento da parte del ragazzo. Qui, come dicono anche le ultime parole di questo grande luminare sicuramente dell'etologia, perché sicuramente ha studiato i comportamenti animali molto bene. Proprio ecco l'orso, che bello, sta venendo, immagino, verso di noi. Allora, scusa, non dovrei ridere, però le ultime parole: ecco l'orso, che bello, sta venendo verso di me. Ora, non si dovrebbe ridere, però è comica la situazione, è comica, cugino. Beh, tragica perché l'orsa sia stata abbattuta. Cioè, a me dispiace per l'orsa che è stata abbattuta, perché lei non è che non era un esemplare pericoloso, come ha detto giustamente il signor Talebano. Era l'orsa che stava facendo l'orsa. Questo qua si è avvicinato di proposito, perché voleva fare il selfie con l'orsa, e poi abbatti un animale che non doveva essere abbattuto. Proprio la sera del 1° luglio aveva immortalato splendidi paesaggi, orsi e la celebre strada con commenti entusiasti. Dicono sia la strada più bella del mondo, ve la consiglio. E mi sa che ora non la consiglia più. Dovremmo avere una chiamata, se non sbaglio. Ci proviamo?
Ok. Beh, fammi dire intanto che prima che arriva la chiamata che questo qui è il naturalismo dei social che non fa bene né alla natura e né fa bene alla convivenza tra uomo e animale. Bene, abbiamo una chiamata. Buonasera. Sì, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi da Fallope, in provincia di Como. Bentornato. Salve. Ascolta, volevo dire due o tre cose velocissime. Vabbè, una che non si vede la radio sul canale 252, ditelo lì in radio. A volte succede. Non c'è più, signor Giampaolo, non c'è più sul canale, deve collegarsi sul sito per vederla. Ah, ho capito, va bene, Sì. ho capito. Poi sul discorso dei musulmani che fanno proselitismo, che purtroppo va di moda il sincretismo religioso, cioè nel senso che viene fatta confusione con tutti i messaggi religiosi. L'altro giorno stavo vedendo un video di Cacciari che si arrabbiava perché c'era lì una tizia che aveva fatto appunto il sincretismo religioso della confusione tra i miti di Gilgamesh, tra la tragedia greca e il cristianesimo, e Cacciari gli aveva detto che al giorno d'oggi ci sono studenti universitari che pensano che Gesù Cristo sia l'autore dei Vangeli, quindi siamo messi male. Cioè, vi consiglio la lettura di Vittorio Messori, Ipotesi su Gesù. Cioè, io rimango comunque cristiano al 100% e credo in Gesù Cristo, quindi non sono un portatore di sincretismo. Poi volevo chiedere una cosa: voi i pezzi li scegliete o No, certo, li scegliamo. Al momento li cioè li pensiamo e poi li scegliamo noi. Quindi non potete mettere un pezzo che vi consiglio. Ma certo, se arriva un consiglio è sempre ben accetto, soprattutto David Grohl, lo sapete chi è? Assolutamente sì, signor Giampaolo, assolutamente io lo vidi all'Elteschester, che era il localino dietro il Loncavallo, quando il Loncavallo era ancora in via Loncavallo con gli Scream. Sì. Era il secondo gruppo dopo Nirvana e faceva il batterista. Ci consigli pure una canzone, allora la mettiamo dopo. Ecco, magari mettete un pezzo di Foo Fighters se avete voglia. Magari The Pretender ci potrebbe stare. Va bene. Buona continuazione. Grazie. Oh, che bello quando ci sono gli ascoltatori che sono degli appassionati del rock. Questo è bellissimo. Sì. Però io andrei a Napoli adesso. Dobbiamo parlare per caso dell'ottimo Pino Daniele? No, ovviamente. Che peccato. Vabbè, Pino Daniele grande artista. Assolutamente. Speravo infatti di parlare di Pino Daniele. Allora, leggo una notizia da questa autorevolissima testata giornalistica che risponde al nome di vesuviolive.it. Fuochi d'artificio alla comunione della figlia, distrugge 250 alberi e oltre 10.000 piante. Una normalissima comunione nel capoluogo partenopeo. È abbastanza tipico di quelle zone alla fine. Cioè, sai, abituato a fare matrimoni in castelli abusivi, a Temptation Island, tutte quante quelle porcherie lì, ormai non mi stupisco Oltretutto più. mi hai fatto ricordare il meme bellissimo sul matrimonio di Bezos, tipo il matrimonio dell'uomo più ricco del mondo siete Bezos con il suo vestito un po' anonimo e quello della moglie invece comunione di giro con vestiti tutti tamarrissimi d'oro. Ma infatti mi chiedo anche dove li tirino fuori tutti questi soldi per fare queste smargiassate clamorose. Si debitano. No, è reddito. È reddito. Giusto. Un momento di festa si è trasformato in un grave danno ambientale a Santa Maria la Carità. Lo scorso 29 giugno in via Canneto sono stati accesi fuochi d'artificio per celebrare la comunione di una bambina. Lo spettacolo pirotecnico però ha innescato un incendio che ha devastato un terreno agricolo della zona, richiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Le fiamme, che hanno minacciato anche alcune abitazioni vicine, sono state domate prima che causassero danni agli edifici. Le indagini dei carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate hanno portato alla denuncia di un uomo di 46 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato lui ad accendere le batterie dei fuochi senza adottare le necessarie precauzioni, sottovalutando i rischi per la vegetazione e le strutture circostanti. Signor Talebano, ma se lo ricorda che io e lei abbiamo fatto la nostra comunione insieme
15 anni fa ormai, quando è stato. Si ricorda poi cosa abbiamo fatto noi per festeggiare? Beh, io ricordo di aver fatto un sobrissimo pranzo in un ristorante. Cioè, non ricordo gente che Tu ti ricordi i fuochi d'artificio? Non ricordo gente che ha mandato di tutto quanto il Parco delle Caruane a fuoco, Cugino, anche gente perché che sparasse con la pistola, carri coi cavalli come se fosse Cenerentola. Io non ricordo queste cose, ricordo che sono andato dalla chiesa al ristorante, ho mangiato un primo, un secondo e un dolce, sono tornato a casa più cristiano di prima, e con ma come qualche se mancia in più. con qualche mancia in più, ma come Beh, se nulla cugino, fosse. perché in Piazza Duomo, cioè, da cracco non ti permettono di fare queste cose. No, cioè, ma non era. Guarda che il signor Talebano non è una persona che scialacqua il patrimonio di famiglia. Mi sta dando del pezzente, non comprendo. assolutamente. Cioè, il No, fatto no, che io non spenda del migliaia di parsimonioso, euro, la il differenza- fatto che io non spenda migliaia di euro per concerti di Vasco Rossi, dove chissà anche lì che cosa compra ai concerti di Vasco Rossi, Della farina? Ma no, Dell'acqua? No, qualcosa di simile magari. Secondo me alla la farina e nostra all'acqua, regia glielo dico vuole io. aggiungere Io spendo i qualcosa soldi in un modo contro il migliore. signor Io Marco. Non c'è niente la Sì, aggiungo che oggi il signor Rubeo ha comprato i biglietti per l'anno prossimo di non è Vasco Rossi. non è colpa mia se sono Basta, usciti oggi. basta, O li prendi nei 10 minuti basta. successivi alla loro uscita o vanno sold out Basta. Non subito. sappiamo neanche se sarà vivo l'anno prossimo. Ma neanche Vasco tu Rossi. magari sarai vivo l'anno Ma magari. Ma magari questa trasmissione non sarà viva l'anno prossimo. Ma già settimana prossima. Speriamo. Ma signori, vogliamo tornare negli Stati Uniti? Ci piacciono tanto gli Stati Uniti. Regia, a te piacciono gli Stati Uniti? No, fa segno di no con la testa. Malissimo. Non ce lo saremmo mai aspettato, cara Sveva. Dipende. Dipende, la California vacanza. sì. Per vacanza. Vabbè, lo stato di New York sì, le piace. Sempre per vacanza. Sempre per non vacanza. oltre. Ma tu non andresti, cioè metti caso Sveva, facciamo questa conversazione io e te in diretta, metti caso che entri negli Stati Uniti e poi c'è un errore con i visti, diventi un illegale lì, non ci potresti stare, non hai il visto, diventi a tutti gli effetti una clandestina. Sai dove andresti? Sai dove finiresti? Ad Alligator Alcatraz. Trump ad Alligator Alcatraz, migranti tra i caimani, il tycoon insegna come fuggire da un alligatore, corri a zigzag. Bellissimo. Sulle paludi della Florida, le famose Everglades, popolate da alligatori, coccodrilli e pitoni, da oggi sorge un nuovo controverso centro di detenzione per migranti illegali, chiamato evocativamente Alligator Alcatraz. Un carcere che può accogliere fino a 5.000 persone, che secondo le stime dei media americani costerà ben $450 milioni l'anno. Beh, per un divertimento del genere direi che sono soldi ben spesi, onestamente. Tecnicamente un luogo di sosta in attesa dell'espulsione, ma che, ha avvertito il presidente, potrebbe essere più duro della prima Alcatraz. Da tempo il presidente Trump accarezza l'idea di riparare il carcere di massima sicurezza nella baia di San Francisco per adibirla a centro di detenzione migranti, come è accaduto a Guantanamo. Per il momento dovrà accontentarsi della struttura costruita in tempi record dal governatore della Florida, ottimo Ron DeSantis. Hanno fatto un lavoro fantastico, ha dichiarato il presidente in visita al carcere, che è stato tirato su in soli 8 giorni, pensiamo alle tempistiche italiane. Il principio agghiacciante dietro Alligator Alcatraz, vabbè, agghiaccianti secondo l'autore di questo articolo, è che se un detenuto dovesse tentare la fuga sarebbe massacrato da un alligatore o da un coccodrillo. Non tentare la fuga, molto semplice. La differenza sarebbe che sarebbe essere sparato da un poliziotto, quindi diciamo che la fine più o meno è quella. Tra l'altro l'Alcatraz è abbastanza famosa per non riuscire mai ad evadere, teoricamente. Beh, anche se ci hanno fatto un film, Sì, c'è la leggenda di che qualcuno che sia riuscito ad evadere, poi non si sa bene, non si sa se siano sopravvissuti o meno, che poi in realtà anche lì con forse anche molto più di per sé dura Alcatraz, cioè ti ritrovi in delle acque oltre che popolate da squali molto pericolosi, anche con delle correnti che ti porterebbero al largo e difficilmente. Ma concentriamoci sull'alligator. Ma io, se posso dire la verità, io sono contro questa cosa per un semplice motivo: va contro il modello americano. Alcatraz è una bellissima attrazione turistica dove si fa del sano business, e io trovo inutile
cioè riaprirla per metterci delle persone, perché faresti prima a crearne un'altra, magari una dove comunque i diritti civili vengono rispettati, un po' come in Guatemala. Però volevo dire El Salvador, perdonatemi la gaffa. Bene, però potrebbe diventare anche questo un giorno una bellissima attrazione turistica per andare a vedere gli alligatori. Per andare a vedere, sai, te lo ricordi il, come si dice, il reality show per ottenere la cittadinanza? Per favore, chi non ci riesce? non ci torniamo, per favore. Non ci riesce poi. Viene spedito lì. La stagione 2 è il riuscire a evadere senza farsi sbranare dall'alligatore, vedi? Esatto. Mamma mia, ragazzi. Che gioia che ci stanno dando gli Stati Uniti in questo periodo storico, cugino! E tu che tifavi per Kamala Harris, ma te ne rendi conto? Non ci staremmo divertendo così tanto a quest'ora. Ma io preferivo il periodo di Reagan o di Bush, lì ci si divertiva ancora di più. Soprattutto quando i paesi del Medio Oriente li bombardavi e non ti limitavi a fare... Ma anche adesso un po' li si bombarda. Ma sì, ma questo lì non ti dà soddisfazioni, invece bombardamenti di Iraq te ne hanno date, insomma hai visto la democrazia che vinceva contro le dittature. Sono d'accordo con te, siamo tutti d'accordo con te. Io andrei però in provincia di Brescia per andare in chiusura di questa puntata, perché abbiamo una notizia veramente eccezionale. Parcheggia l'auto per andare a un funerale e investe la moglie per sbaglio. Per la donna solo lievi ferite. Avevano parcheggiato in silenzio prima di andare a un funerale. Lei era appena scesa dall'auto, un gesto semplice e ripetuto chissà quante volte, per raggiungere la chiesa di San Michele a Prevalle, dove nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno, si stava vabbè, un po' vecchia sta notizia, ma non siamo riusciti a darla la settimana scorsa, si stava celebrando l'ultimo saluto a un conoscente. Lui, il marito, avrebbe ingranato la retromarcia per sistemare meglio l'auto a lato della strada, convinto che lei fosse già lontana. E invece l'auto ha colpito la donna 61enne e le ruote le sono passate sopra i piedi. Un urlo, la paura negli occhi di chi era lì davanti. Gli agenti della polizia locale, presenti per gestire la viabilità durante il funerale, hanno visto la scena e sono corsi subito a soccorrere la donna. Sul posto è arrivata l'ambulanza, che ha preso in carico la signora e l'ha trasportata all'ospedale di Gavardo per accertamenti. Posso dire che se l'avesse uccisa... No, se l'avesse uccisa gli avrebbero dato 40 anni di pena, perché tra omicidio stradale, femminicidio, magari col fatto che era la moglie pensavano anche violenza domestica, cioè gli davano 40 anni di pena. È molto divertente questa storia. Diciamo che sarebbe un ottimo escamotage per provare a intrufolarsi, metterli anche la tua e pagare un po' di meno. Magari facciamo metà al funerale, secondo me. Ah, così dici? Certo. Di botto. Eh sì, ma poi le cose belle accadono quando meno te l'aspetti. Vabbè, ma dai, ma non penso sia stato volontario, dai. Infatti, confermo, cugino, non avrebbe preso il piede della moglie, se no. Esatto. Questo è la conferma definitiva che è stato un incidente. Perché se non... Ma cugino, ma se ti trovassi in una situazione tossica con una moglie che hai sposato contro la tua volontà, magari obbligato per motivi religiosi, prenderesti questa cosa in considerazione? Allora, per fortuna in primis sono ateo, in secondo probabilmente proverei piuttosto, non so, ad entrare illegalmente negli Stati Uniti, finire nell'alligator Alcatraz e provare a fuggire diventando una leggenda. A quel punto farebbero un film anche su di me. Oltre che vincere $1 milione per il reality. Per la seconda stagione del reality. Ma Pechino Express a chi? Ma stiamo scherzando? Spero ti arrivi una querela comunque dopo oggi. Hai citato troppi marchi registrati. Ma no, ovviamente tutti i marchi registrati che abbiamo citato finora lo abbiamo fatto per citazione. Ovviamente invitiamo tutti ad acquistare i marchi che abbiamo nominato, anche se questa non è pubblicità occulta, lo diciamo per gli amici della Gcom. Nulla che dire, non querelateci, non denunciateci, non querelate questa radio. Hai l'occasione per cogliere ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Ma ci vedete, ma guardateci, siamo 3 scappati di casa, cioè per nessun motivo delle aziende serie potrebbero querelarci per avergli fatto pubblicità occulta o danno d'immagine. Ma che danno d'immagine possono farvi dei ragazzi così?
Poi guarda che belle facce pulite, siamo dei bei ragazzi. Vittorio è il più bello di tutti secondo me, con questo capello un po'... il peso. No, perché magari questo capello un po' alla Ferragni, sponsor Pantene, capisci? Ti manca il biondo. Altra querela. Certo, cioè ti manca il biondo, però siamo lì. Ma no, io per accontentare il signor Giampaolo che ha chiamato prima, in cappello alla Dave Grohl, ovviamente. Cappello alla Dave Grohl. Che non si vede, c'è capello, barba. Sono praticamente pronto per entrare nei Foo Fighter. Ma se dovessi scegliere una canzone dei Foo Fighters con cui terminare questa puntata, Canzone dei Foo Fighter con cui cosa avevi detto? Pretender. The Pretender è parecchio bella. The Pretender, bene, allora la prepariamo qua, così possiamo con tutta tranquillità salutare la 99esima puntata dei Barbe Eleganti. Ci rendiamo conto? 99 puntate. Penso, sembra prossima... ieri che abbiamo iniziato con la prima, in cui eravamo ancora giovani. In cui eravamo ancora giovani e ingenui. E ora non siamo più giovani e soprattutto non siamo più ingenui. Signori, grazie per averci seguito fin qua. È stato un onore fare queste pagliacciate per voi. E sarà ancora di più un onore poterlo fare dalla 100ª puntata in poi. Vi diamo appuntamento a settimana prossima con la puntata numero 100. La settimana prossima cambieranno tante cose. In meglio, ovviamente. Signor Talebano, se vuole salutare per l'ultima volta questa maledetta trasmissione, che non si sa per quale motivo sia ancora qui. Io continuo a ribadire dopo 99 puntate che questo è uno scempio. Io spero non vada avanti, spero veramente che il direttore si metti una mano sulla coscienza e cancelli immediatamente questo programma. Detto questo, ringrazio la redazione di Radio Libertà per questa opportunità di poter cazzeggiare in diretta nazionale radiofonica. Grazie. Cugino, ha detto troppo, rinchiudino nello stanzino. Lo rinchiudiamo nello stanzino. Noi vi lasciamo con... ovviamente su proposta, su richiesta del signor Giampaolo Bernasconi da Falloppio in provincia di Como, e Foo Fighters con The Pretender. E a settimana prossima, e come sempre, cugino, viva i piedi! Keep you in the dark and so it all began. Singing your skeletons, sing as their bones come marching in again. They need you buried deep. The secrets that you keep are at the ready. Are you ready? I'm finished making sense. Done bleeding ignorance at home. Defense. Spinning infinity, but the wheel is spinning me. It's never ending. Never ending. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender. What if I say I will never surrender? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender. What if I say that I'll never surrender? In time I'm so untold. I'm just another soul for sale. Oh well.